Questo weekend a Grotte sarà dedicato al celebre premio Racalmare, un premio che già sta facendo parlare molto di sé. Sì, a partire da questa sera a Palermo alle ore 18:30 presso i giardini del Palazzo Reale, ossia del Presidente della Regione, ci sarà la presentazione alla conferenza stampa della 26esima edizione del premio Racalmare Leonardo Ciacia. È un'edizione sicuramente particolare perché intorno a questa edizione stanno nascendo alcune polemiche, però andiamo per ordine. Intanto i tre libri che la giuria del premio Racalmare ha individuato sono È così lieve il bacio sulla tua fronte di Caterina Chinnici, il libro Piccola Atene di Salvatore Falzone e il libro Malerba di Carmelo Salto. Devo dire che per come è composta, diciamo, la giuria e come è composto il sistema della votazione, devo dire che è veramente complesso e di ampia democrazia, perché dà la possibilità a tutti di esprimere attraverso la giuria popolare, che è composta da oltre 50 componenti, di individuare quello che è il libro meritevole di essere il vincitore. E quindi tra questi tre libri domenica alle ore 20:30 nella piazza Umberto I ci sarà la vera e propria votazione, la scelta finale del libro vincitore della 26esima edizione. In merito alle polemiche vi stanno anche facendo un po' di pubblicità? Ritengo che c'è stata una discussione al riguardo poco opportuna, considerato il fatto che i libri non sono scelti da qualcuno, ma sono scelti da una giuria, e quindi sostanzialmente sono il frutto di una serie da un lavoro certosino fatto dai componenti della giuria circa l'opportunità di individuare e mettere tra i finalisti i libri meritevoli, diciamo, di essere soggetti alla votazione finale. Devo dire che i tre libri sono collegati tra di loro da alcuni elementi, oltre alla mafia, ma sicuramente l'etica, la responsabilità e anche la Sicilia in sé, e quindi il mistero della Sicilia. Quindi sostanzialmente sono libri che tra di loro si assomigliano sostanzialmente, e quindi ecco, la polemica che ne è venuta fuori tutto sommato fa parlare del premio, quindi anche una cosa positiva, ma sono convinto che si risolverà tutto come una bolla di sapone.